Vera o no, la proposta attribuita alla premier finlandese Sanna Marin di ridurre la settimana lavorativa a 4 giorni da 6 ore ciascuno, idea che da più di qualcuno è stata bollata come inattuabile e insostenibile in Italia, a Mosnigo di Moriago c'è chi la mette in pratica da tempo. È Paolo Bortolini, imprenditore di 67 anni, titolare di un'azienda che dal 77 realizza prodotti in lamiera. Mi sono sentito quasi in dovere di rispondere in questi termini. Noi lo stiamo facendo, lo abbiamo fatto, abbiamo cominciato gradualmente circa 6 anni fa e da 4 anni lavoriamo 4 giorni alla settimana con tutti i dipendenti a part-time, perché la nostra filosofia ritiene che sia ora, ormai da anni, che cominciamo a pensare di lavorare meno e avere più tempo libero e una vita più sana e più tranquilla. Venerdì, sabato e domenica a casa, quindi per i dipendenti poco più di una decina, ma questo non ha influito negativamente sull'utile dell'azienda, anzi. Negli ultimi 8 anni la produttività intesa come fatturato su ora lavorata è raddoppiata. Secondo me è meglio lavorare meno rendendo di più. Un'altra questione è quella della tranquillità della vita, della serenità della persona. Se uno vive per lavorare, ben difficilmente ti rende come se lavorasse per vivere. Nel nostro piccolo abbiamo cercato di rendere la vita nostra e dei dipendenti un po' più tranquilla, un po' più serena, un po' più degna di essere vissuta, perché non c'è solo il lavoro a questo mondo. Il personale è quasi tutto a part-time, il che non significa stipendi risicati. Abbiamo fatto una scelta di destinare una parte di questo utile aziendale a un incremento delle retribuzioni che sono parecchio superiori a quel che sono i contratti nazionali. Nei periodi in cui il lavoro è tanto, chi può fa qualche ora in più, quando è poco ci si mette tutti d'accordo e si chiude 1-2 settimane o si prolungano le ferie estive, come ad agosto, quando le settimane consecutive sono state 5. Conciliare vita e lavoro diventa così più semplice, anche perché il personale è costituito in gran parte da donne, assunte quando qui la crisi economica ha colpito duro il settore principale, quello dei mobilifici, e più di qualcuna aveva il marito in cassa integrazione. Le donne mi hanno chiesto il lavoro, io gliel'ho dato, sono molto soddisfatto di questo, perché sono molto affidabili, molto precise, molto dedite a quello che fanno, non hanno grilli per la testa. Sono soddisfatto di come lavorano le mie signore.